Ok, io adesso ringrazio, chiudo qua. La chat quindi la sorvegli Sì? tu, Sì, Caterina. Ok, allora io lo posso, così vi perfetto. vedo un pochino di più, vedo nomi scritti. Io sono veramente tanto tanto felice di essere qua e di vedervi così, così numerosi. Io sono Elisabeth Rainer, mi presento velocemente, collaboro con T2I, con il Dipartimento di Formazione di T2I da ormai 4 anni, non sembra, ma è vero. Quindi questo è uno dei progetti che insomma ho veramente l'onore di partecipare a questo progetto che mi è stato proposto da Caterina Munafò e quindi oggi andiamo a vedere un attimo che cosa diciamo online senza che questa cosa, e io devo dire non ho cambiato nulla al titolo quando mi è stato sottoposto perché lo trovo veramente calzante. Quando Caterina mi ha scritto, ho detto senza che diventi un boomerang. E questo boomerang veramente si vede perché potrebbe veramente trasformarsi in... Luisa Manzini non vede più la signora Non mi Rainer. vede, infatti. Ma voi mi vedete? Sì, noi vediamo regolarmente, quindi probabilmente è un problema di Luisa, Ok. se vuole provare a uscire e rientrare magari. Ok, ok, benissimo, Elio, grazie. Ehm, Daria tu. quindi veramente molto visibile anche, no? Come immagine, si vede proprio questa cosa, questi post che girano, questi post che insomma ci sono e in qualche modo se sbagliamo qualcosa, se non prendiamo le giuste precauzioni, può anche succedere che ci tornino indietro. Io adesso non so se a voi è già successo. A me sì, devo ammetterlo. Noi abbiamo un'agenzia di comunicazione dove appunto adesso ritorno alla mia presentazione dove noi trattiamo progetti prevalentemente nell'ambito del turismo e del design, turismo per grandi catene alberghiere, ma anche per piccole realtà, dove veramente ci divertiamo anche forse di più rispetto ai grandi, ma appunto può succedere se non sappiamo gestire bene queste piattaforme social, può succedere che appunto scateniamo qualcosa che può avere veramente un effetto negativo su tutto ciò che abbiamo costruito, su tutto ciò che abbiamo costruito per il brand che stiamo cercando di comunicare, ma anche per noi stessi che siamo dietro a queste piattaforme, dietro a questi social. Quindi andiamo a vedere, io adesso condivido lo schermo, proviamo a vedere se... Ok, l'organizzatore ha disabilitato la condivisione. Vediamo se posso. Ok, Prova grazie. adesso, perfetto. Oh, vorremmo vederlo. Ok, datemi un cenno se lo vedete. Perfetto. È arrivato, ok. Io lascio in questa modalità di proiezione perché altrimenti non so perché, no, ma non mi dà la possibilità di vedere le slide, se no mi sballa i tempi. Quindi così spero che vi vada bene, insomma. Ecco qua, questa appunto è la mia agenzia, My Be Mood Brands with a Heart. Qua noi abbiamo coniato questo slogan, questo payoff che appunto racconta di noi chi siamo e cosa facciamo. Quindi noi facciamo marchi, brands with a heart, con il cuore, perché è quello che noi in fondo facciamo, cerchiamo veramente di sondare il cuore, cerchiamo di capire come batte questo cuore dai nostri clienti, quindi noi siamo in due che
che gestiamo l'agenzia, e poi abbiamo una rete di collaboratori, ma noi siamo due mamme, poi donne e mamme, e quindi abbiamo anche qua, cerchiamo sempre di combinare le esigenze. E non abbiamo un ufficio, nel senso che io ho il mio studio a casa, la mia socia idem, e ma noi andiamo dai clienti, noi lavoriamo presso i clienti. Abbiamo anche qua trovato una formula che viene molto apprezzata. Entriamo e destiniamo al cliente in fase di analisi tipo anche 2 settimane, dove non facciamo altro che stare a casa del cliente per capire questo cuore. Ecco. Quindi per noi è molto molto importante, prima di avviare qualsiasi azione di comunicazione, quindi prima di postare, dicono spessissimo: ci gestite i social, ci fate i post? E noi diciamo certo che facciamo i post, molto volentieri, ma prima vogliamo sapere che cosa c'è dietro a questi messaggi. Chi sta dietro ai messaggi? Che cosa vuoi veramente comunicare? Che cuoricino batte? Ecco perché è così importante capire, e così importante per noi avere già nel payoff il cuore, farlo vedere e parlare del cuore, perché per noi è fondamentale. Ecco, questo dovrebbe essere uno dei primi passi, anche quando si pensa alla comunicazione, a cosa comunicare, a come comunicare, torniamo sempre quel passo indietro e cerchiamo sempre prima di capire che cuore batte, che valori ci sono. Qual è il messaggio che voglio venga percepito dall'altra parte? Perché così, se il messaggio è chiaro, dall'altra parte è molto più facile che venga capito in modo corretto. Allora, iniziamo con il nostro percorso, io non vi voglio tediare tanto, è solo per capire l'entità di questo mondo digitale. 4,2 miliardi di utenti delle piattaforme social, un incremento del 13%, questi sono dati del 27 gennaio 2021, stiamo aspettando quelli nuovi. Io non li ho ancora visti perché, insomma, per capire cosa è successo appunto lungo il percorso, lungo l'arco del 2021, il trend era prevedibile, è più o meno questo, cioè sta incrementando, sta aumentando. La penetrazione delle piattaforme social si attesta al 53% della popolazione mondiale. Vi ho fatto qui sotto, questi sono i Digital 2021 Italia di Hootsuite. Hootsuite fa ogni anno delle statistiche, appunto We Are Social si chiama quel compartimento di Hootsuite, e fa una presentazione bellissima di tutti i dati social. Se vi interessa potete anche andarvi a googlare i dati, ma giusto oggi diamo un insight così. Da un lato registriamo appunto anche nel 2021 un lieve calo demografico, sono oltre 1 milione le persone che si sono connesse ad internet per la prima volta nel corso del 2020, ok? Quindi questi dati sono tutti destinati ad aumentare, quindi è un incremento del 2,2% che ci fa superare la soglia dei 50 milioni. Cioè, è tanto. Se noi pensiamo che cosa si muove dietro a queste piattaforme, sono 50 milioni di persone, non di profili, di persone. Noi vediamo i profili, ma dietro ai profili ci sono le persone. Ok? Oltre 2 milioni di nuovi utenti sulle piattaforme social, un incremento quasi del 6% che fa raggiungere una quota 41 milioni. Quindi sui social ci muoviamo in 41 milioni. Gli smartphone sono presenti nelle tasche, nelle mani del 97% di noi. Fate una veloce statistica a casa vostra quanti apparecchietti girano e quindi capiamo che, insomma, Caterina, perché stai facendo così? Perché è tanto? Perché sono tanti? Dimmi, scusa, non capivo.
perché hai fatto così con il quando io ho detto 97%, appunto, Esatto. è questa. Se noi facciamo una statistica di quanti smartphone ci sono a casa nostra, probabilmente superano gli abitanti della casa, del nucleo familiare, perché è così, anche il cane e il gatto, bene o male, se dovessimo contare, ok? Quindi interessante anche questa cosa qua dal punto di vista delle console, ok? Cresce il possesso delle console, quasi raddoppia la penetrazione nelle case degli italiani di device per la smart home, ok? Anche qua sempre più connesso, sempre più digitali. 6 ore al giorno e quasi 2 ore di queste 6 siamo sui social. Quindi è importante che noi veramente iniziamo a capire come dobbiamo comunicare in modo efficace, ma anche in modo corretto. Cioè noi forse prima di parlare di efficace dobbiamo capire qual è la modalità corretta e quali strumenti abbiamo a disposizione. Una cosa interessante che hanno riscontrato in queste statistiche è il lato del coinvolgimento. Il coinvolgimento praticamente raggruppa tutti quei dati dove vengono misurate le interazioni che cioè il nostro comportamento online. Non solo scrolliamo velocemente o guardiamo velocemente i video o clicchiamo di qua, cioè tutto quello che noi facciamo in termini di like, in termini di apprezzamento, in termini di commento e in termini di condivisione. Quindi il coinvolgimento hanno misurato che c'è stato un incremento di 4 punti percentuali. Infatti le persone dichiarano di aver partecipato attivamente al dialogo online. Ok? Attivamente al dialogo online. Non più stiamo al bar, ci troviamo o al telefono, no. Online, dialogo, quindi c'è proprio una nuova dimensione di dialogo e dobbiamo iniziare a capire come fare, perché non sempre è chiaro, ok? E per quanto riguarda le piattaforme abbiamo capito che oramai ci dicono che è Facebook e Google che vanno per la maggiore, è stranissimo perché continuano a dire adesso quest'anno è interessantissimo capire cosa succede con il nuovo mondo di Zuckerberg, perché Facebook appunto qua hanno ancora misurato Facebook, vediamo cosa succede con Meta, qualcosa cambia però lui è sempre in testa. Una piattaforma che sta andando tantissimo è TikTok. Io non so adesso, non vi vedo, non ho nessun feedback da questo punto di vista demografico, insomma non posso capire chi siete e se voi avete delle esperienze su TikTok o se magari avete una teenager o un teenager a casa e quindi per sentito dire o per esperienza diretta, insomma TikTok sta diventando veramente un social molto molto interessante, le grandi marche l'hanno già capito, Dolce & Gabbana per esempio per la fashion show ha invitato, l'ultima, ha invitato più TikToker che youtuber. Quindi questo qua, quando abbiamo questi indici qua, vuol dire che il social è entrato dalla porta principale, quindi i TikToker in questo momento che sono praticamente gli influencer e i content creator, cioè la gente che crea contenuti per TikTok, che sono i TikToker appunto. E sta andando fortissimo TikTok e anche Telegram, insomma. E, si dice sempre Facebook sta perdendo, Facebook è per i vecchi, Facebook non c'è più, Facebook sta tenendo molto molto bene. Però appunto dall'altra parte diciamo che abbiamo i due opposti, quello dei vecchi, degli anziani, dei primi utenti social,
che possono essere quelli che adesso hanno una sessantina d'anni, e poi TikToker che sono i dodicenni, dai 12 ai 16, 18, ecco, loro sono su TikTok. Qua bisogna dire una parola per quanto riguarda la migrazione digitale. C'è stato questo fenomeno che appunto da Facebook, quando tutti erano su Facebook perché era la prima piattaforma, da Facebook piano piano i più giovani non si sono più collegati a Facebook, ma con l'avvento di Instagram si sono messi su Instagram, proprio per evitare di stare sullo stesso social della mamma e magari anche della nonna o della zia, quindi si sono messi su Instagram. Da Instagram adesso i più giovani stanno migrando verso TikTok. Okay? Quindi abbiamo proprio questo frazionamento, diciamo, e quindi questo è anche molto importante se noi sappiamo, parliamo un attimo di efficacia, se noi vogliamo raggiungere qualcuno dobbiamo sapere dove sta, dobbiamo capire qual è la piattaforma che sta usando, dobbiamo iniziare a capire dov'è il nostro target, come lo possiamo colpire è un secondo step, ma dov'è, dove si trova, che fascia di età è, che fascia demografica è, che modalità di comunicazione ha, comunicano solo con video, allora sicuramente sono su TikTok. Se invece mixano un pochino, allora possono essere su Instagram o su Facebook, per la maggiore quelli che sono poi su Instagram sono quelli che sono anche poi legati a una certa estetica dell'immagine, sono certi ambiti che trovi più facilmente su Instagram che su altri social, ecco. Però sappiamo che questo frazionamento c'è, quindi se vogliamo essere efficaci, se vogliamo fare una campagna che si rivolge ai giovani, allora dobbiamo cercarli su TikTok, perché sappiamo benissimo che su Facebook non ci sono. Ok? Un'altra slide dedicata qui ai brand, quindi ai marchi. Noi dobbiamo sapere che è estremamente rilevante prima del momento dell'acquisto, prima del momento di recarsi in un negozio o di fare un acquisto online. C'è questo comportamento, anche questo rientra nelle statistiche del comportamento, c'è questo elemento di socialità, quindi di andare a cercare a cercare le opinioni, le reviews, le stelline che sono state date da altri consumatori, le opinioni che hanno questi consumatori rispetto all'esperienza con il prodotto che hanno avuto. Questi elementi sono fondamentali anche qua per capire se noi abbiamo un'azienda, se abbiamo un brand da comunicare, se abbiamo un brand da promuovere, che esiste, no? nella mente delle persone questa modalità di ricerca, questa modalità di assolutamente andare a sondare cosa hanno fatto, che esperienza hanno fatto gli altri consumatori con questo brand. Quindi anche questo rientra appunto in questi comportamenti sociali che hanno rilevato queste statistiche. Allora, in tutto questo scenario che abbiamo visto, noi dove stiamo? Noi, persone. Secondo voi questo è vero? Diventiamo tutte e tutti dei personaggi pubblici con i nostri profili e vanity metrics da controllare. Secondo voi, cioè, anche voi sentite questa pressione? Cioè, chiaro che non avremo lo status di Elisabetta II in questa fase, poverina, visto che insomma continua a passare adesso per i 70 anni per tutte le TV e tutte le piattaforme social. Non saremo mai ai suoi livelli, però siamo dei personaggi pubblici, siamo esposti, siamo visibili, siamo
con tutto il nostro essere lì, a seconda di come comunichiamo, se tralasciamo, se diciamo, se non diciamo, se affermiamo opinioni, se non le affermiamo, noi siamo esposti e i vanity metrics sono appunto queste metriche di engagement che abbiamo visto, questi commenti sotto i nostri post, questi like di apprezzamento o di non mi piace, lo metto che piange, lo metto che è arrabbiato, gli emoji sotto in Facebook che abbiamo in Facebook ci danno tante possibilità anche di esprimere già il nostro gradimento con gli emojis. Invece sapete che in Instagram c'è solo il cuoricino, ecco, questa è una reazione un po' più limitata, però dice già che ci siamo. Insomma. E questi vanity metrics noi le stiamo volontariamente o involontariamente controllando. Se voi postate e non c'è nessun tipo di reazione, uno dice ho postato e nessuno mi ha visto. Noi siamo magari, e spero veramente, grandi e con le spalle larghe, non dico vaccinati perché non si può, se no Elio di nuovo mi scrive, con le spalle larghe siamo grandi e riusciamo anche a far fronte a un non like e non commento. Immaginate cosa succede ai ragazzi. Nessun like e nessun commento o solo commenti negativi. Sappiamo che questo veramente altro che boomerang, qua sappiamo che cosa può succedere. Ecco. Quindi, ma anche noi grandi e con le spalle larghe, li controlliamo, li guardiamo. Cioè se io faccio un post e poi vedo 10 commenti, 10 reazioni sotto, dico boh, forse questo va, veramente non avrei potuto anche non farlo. Di solito. Elisabetta, ti leggo dei commenti che hanno indicato Certo. alcuni partecipanti. Giovanna dice questo soprattutto se si ricoprono ruoli aziendali. E Jasmine dice sono consapevole che ci possono trovare e capire il nostro storico. E Gabriella dice siamo analizzati per i nostri gusti e Patrizia dice quindi soggetti a giudizi sempre e comunque. Questo è un po' anche tra l'altro il ricalco di quello che dicevi. Ottima osservazione, tutte ottimissime osservazioni. Noi siamo e sappiamo che diventiamo personaggi pubblici da un lato perché siamo esposti, ma anche perché possiamo essere assolutamente indagati. Nel vero senso della parola, i nostri gusti fanno poi pacchetto e statistica per l'algoritmo. Voi sapete, io in questo momento vengo invasa da pubblicità della Mini Countryman perché la mia socia ha appena fatto un leasing per una Mini Countryman. Quindi lei ha continuato a scrivermi, no, su questo argomento. Io per forza 2 o 3 cose le ho guardate. In questo momento io sono assolutamente stalkerata e vedo solo mini macchine. Se io avessi o volessi comprare una BMW, in questo momento non me la fanno vedere. Quindi verissimo questo fatto che veniamo indagati. Verissimo. Quando però noi sottoscriviamo e andiamo dentro, ed è la prima cosa che ci chiedono, manifesta i tuoi interessi, dici che cosa ti interessa, ma questo su tutte le piattaforme. E in più, non solo noi, ma anche tutti i nostri amici. Perché quando i nostri amici si collegano, anche questo qua, sulla base dei loro interessi, vengono filtrati e vengono poi fatti questo setup delle metriche che poi dell'algoritmo che poi ci fa vedere ad altri, ma fa vedere a noi solo certi contenuti. Ecco, questo quindi condivido assolutamente in pieno. Ripetimi per favore, Caterina, il commento sulla ruolo aziendale.
se lo riesci a recuperare. Sì, sì, certo, il microfono. Allora, sostanzialmente, soprattutto se si ricoprono i ruoli aziendali, diceva Giovanna. Non so se Giovanna hai piacere, Ecco, di fare la esatto. domanda. Eccomi qua, sì, eccomi Ecco, qua. perfetto, che così Associavo, siccome mi è successo concretamente poco tempo fa, ma era una cosa della quale ero già convinta, come i nostri profili personali creati per lo svago, per esempio, diventano poi però elementi che le persone che ci cercano, che possono essere anche i nostri potenziali clienti che cercano informazioni su di noi, atterrino su profili nostri personali, non LinkedIn, quindi magari appunto Instagram, Facebook o anche TikTok, per cui va da sé che comunque pubblici siamo e quindi ha una rilevanza scegliere cosa, come essere presenti. È un equilibrio che è un bel tema, perché è un equilibrio tra quello che sono io davvero come persona e può fare o no, è in linea o no con quello che invece magari fa l'azienda, può stridere, per cui penso sia un bel tema questo. È assolutamente vero questo. Io ho preparato un piccolo esercizio per voi qua. Questo qua. Voi avete mai provato a fare lo screenshot dei vostri profili? Questo qua è il mio di LinkedIn, questo qua è di Facebook e questo qua è di Instagram di un po' di tempo fa, insomma. Se li mettete insieme, no? Voi vedete un po' quello che vede Google, perché Google alla fine lui setaccia, va in giro, no? E capta tutte le informazioni. Se poi ovviamente avete pubblicato dei libri, va anche a pescare da Amazon se avete un profilo di Amazon, ma noi oggi parliamo qui di social media, quindi io mi sono limitata a queste. Avete pubblicato, va a vedere anche se l'avete pubblicato su Amazon, va a vedere anche il vostro profilo su Amazon, qualsiasi cosa. Se avete fatto un intervento, vanno a vedere, per me per esempio, potrebbero collegarmi tranquillamente con il catalogo che pubblica Caterina in T2I, quindi anche lì, cioè Google va a vedere dove siamo, quindi Giovanna è assolutamente vero quello che dice. Il fatto è che Google fa un pacchetto, lui decide tra tutte le informazioni di fare appunto un overview e dice a chi ci cerca, eccola qua, questa è Elisabeth, e dà la possibilità fino ad un certo punto, e qua sta a noi, fino ad un certo punto di entrare nei nostri profili. Se questo fosse privato, allora ovviamente mi devono chiedere, l'utente che vuole entrare in contatto mi deve chiedere il contatto e io poi decido se. La stessa cosa qui su LinkedIn, in che modo riesce poi a comunicare con me lo decido io, cioè può scrivermi direttamente, è una mail, è un messaggio, insomma lì ci sono tutti i setup della privacy a seconda di quello che abbiamo, però richieste di amicizia, noi siamo dei personaggi pubblici e io vi inviterei adesso a fare un piccolo esercizio che è questo qua di fare l'ego surfing, si chiama così. Surfiamo un attimo il nostro nome, vi do 2 minuti, alcuni di voi l'avranno già fatto, digitate il vostro nome, anche dal telefonino va benissimo, il vostro nome e cognome, e guardate un attimo che cosa esce. Quindi io vi lascerei da adesso veramente 2-3 minuti per fare questa piccola ricerca, poi magari chi ha voglia di condividere vediamo che cosa è venuto fuori. Quindi fate 2 minuti di ego surfing e così vediamo che cosa, se ci sono delle sorprese oppure se tanto quello che è venuto fuori sapevate già.
Interrompo un attimo la condivisione. Chiudo questo perché se no ci disturba. Ok. Bene. Io direi che i 2 minuti sono anche quasi trascorsi. Vediamo un attimo. Che cosa, se qualcuno di voi ha voglia di condividere, che cosa è venuto fuori? Ci sono delle sorprese? Ci sono state delle sorprese? Elio? Ok, Gabriella. Qua se volete anche intervenire, magari 1 o 2 con l'audio. Intervengo io. Va bene. Intanto saluto anche Cristina, che ci conosciamo già da altri corsi. Dunque, io essendo una senior e non junior, praticamente non ero in internet come figura di persona, no? O con l'attività che io avevo. Okay. Quindi le mie scelte sono state tutte nell'ultimo anno, diciamo, tutte mirate a come mi devo far vedere, come mi devono vedere, in quali contenuti mi devono vedere. Ho fatto una scelta di non farmi vedere a livello tipo personale, nel senso vita privata e gusti personali, quelle cose lì. Quindi ho creato a nuovo il profilo LinkedIn, collegando all'interno del profilo LinkedIn dei link dove volevo che le persone arrivassero a, e ho iniziato a aprire poi tutte le varie profili nei social e li sto man mano adesso costruendo. Certo. Mi trovo in difficoltà a stare al passo, nel senso sulle modalità, perché dunque c'è stato qualcuno che mi ha contattato su LinkedIn e poi ho capito che era finalizzato a magari a vedere i miei contatti, cosa che io ho evitato altamente, di mettere visibili i miei contatti LinkedIn ad altri, no? Perché comunque è tutto un gioco di portare via clienti o andare a vedere i contatti degli altri, cioè è tutto un giochetto praticamente. Quindi sì. Non so, mi vede così Paola che faccio così, dopo magari ci torniamo, sì. Nel senso, io vorrei essere corretta, precisa, trasparente, eccetera, però mi rendo conto che io ti seguo, tu mi segui, entri a vedere dei profili Instagram, che ne so, poi vai a vedere chi segue il concorrente e quindi bisogna fare contatti a clienti nuovi tutti i giorni. Le modalità, cioè una volta si prendeva in mano il telefono, si chiamavano direttamente le persone, ci si presentava, si faceva un appuntamento e si andava personalmente, ok? Invece adesso io amo la relazione proprio interpersonale, metterci la faccia e parlarmi direttamente. Paola, lei... tutto un messaggio. Paola, la interrompo un secondo. Lei sta aprendo la porta alle prossime slide. Benissimo, ottimo.
Cioè, voglio dire, mi trovo un attimo, sì, ho iniziato a postare, a fare delle cose, ho ricevuto già, insomma, like, eccetera, però comunque sempre in forma molto ristretta. Ma quando lei digita Paola Mastella su Google, viene cosa fuori esce? Quello che io ho creato, il mio profilo LinkedIn, che si vede. Uno lo legge, apre i link correlati dove io li può andare a vedere. Io ho fatto una prefazione a un catalogo ragionato di un artista su un libro, e quindi viene fuori anche quello, e quindi chi lo vende su Amazon, eccetera, su Abbebook. Viene fuori il mio nome come archivista di opere di un artista nato e morto in Toscana, del quale io sono l'esperta riconosciuta. Vengono fuori, ho scoperto facendo così, anzi il suggerimento era di mettere tra virgolette il nostro nome e cognome. Alla fine, in terza pagina, sono andata a scoprire una pratica edilizia che si vede, e poi comunque da lì ho contattato l'ufficio del sindaco, sono andata a farla togliere, perché c'era un documento di privacy che era pubblico, con i dati personali. Allora, lì posso dirle che appunto si dice che il segreto miglior custodito è dalla seconda pagina di Google in poi, perché nessuno va a vedere né la seconda né la terza pagina. Io invece no, le guardo, però, le guardo. Certo, no, ma lei ha ragione, le informazioni sono anche sulle pagine fino a 12, cioè non è questo, se uno vuole fare una ricerca le informazioni ci sono, però non sono le prime cose che escono, e là uno deve veramente essere intenzionato a cercare. Comunque Paola, dopo arriviamo anche a questo fatto, no, del clienti portare via, guardare, seguire, non seguire. Ecco, questa è una cosa che appunto è molto, molto interessante anche come tematica. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Allora, c'è Jasmine Bertamei che ha scritto un po' di riflessioni in chat, non so se puoi vedere. Avrebbe anche avuto il piacere di parlare, tuttavia siccome io ho sbagliato perché ti ho dato il ruolo di host e non di co-host, adesso non posso più avere io il potere di... ma non c'è problema. Dovresti far autorizzare al microfono Jasmine Bertamei. Basta che vai sul suo profilo e consenti di parlare. Non la vedo qua, quindi torno dall'altra parte. Jasmine, dov'è? Sui partecipanti. Esatto, ma non ho gli spettatori, ma li vedo. Ok, sugli spettatori. Perché hanno i nomi. Oppure se vuoi rendi me host, che allora l'autorizzo. Esatto, che è la cosa più semplice, secondo me, perché sennò qua veramente, sì. perché siete in tantissimi. Infatti. Aspetta che li vado. Vedi tutti. Tu sei sulla prima, dovresti essere giusto, perché sei. No, perché? Perché non ti vedo? Allora, tu sei webinar. Tutti e due i webinar, sì. Eccoti qua. Ok, tu sei sulla cosa, la metti. Assegna all'organizzatore. Esatto, dopo io ti metto co-organizzatrice. Sì, tranquillissima, non c'è problema. Quindi Jasmine dice, allora, beata Paola che ha fatto in tempo a ragionare in modo mirato, personalmente esiste uno storico di tutto rispetto, ma credo di dover fare un po' di ricerca per le cose più recenti, per mettere un po' di ordine e fare in modo che sia più coerente con la storia più recente. Trovo che i social possano essere un buon sistema per cercare i primi contatti, poi deve seguire la possibilità di far seguire un feeling per poter proseguire. Adesso io do la parola anche a Jasmine, nel frattempo se vuoi intanto iniziare a considerarla. Okay. Assolutamente sì, Jasmine. Questo è qua,
insomma, mi trovate tutti d'accordo su questo, cioè non c'è un facciamo tutto digital, anche se poi quando parliamo soprattutto di comunicazione tra professionisti, cioè non c'è più questa cosa di cui forse parlava Paola prima, no? Di alzare il telefono, di interrompere certe le giornate delle persone con le telefonate di una volta, che era molto quello che fanno oggi i call center di Vodafone, piuttosto che, insomma, lo sappiamo, ci chiamano, ci interrompono le nostre cose. La vostra reazione qual è? Anche se magari vi dispiace, non vorreste farlo, però non abbiamo la testa per ragionare sui nostri contratti con Vodafone e di stipularne un altro con Wind. Cioè, almeno io lì dico, mi può chiamare gentilmente in un altro momento, oppure per la maggiore non mi interessa, per favore non fate questa cosa perché non riesco a starvi dietro. No, magari sto perdendo anche delle occasioni, però non riesco perché sono queste telefonate che interrompono, e lì i social, soprattutto LinkedIn, è un metodo bellissimo, è veramente una piattaforma che può essere utilissima, ma come dice Jasmine, per questo primo contatto, per questo primo farci vedere chi siamo, far vedere quali sono i nostri valori, come facciamo le nostre cose, con chi interagiamo, in che modo soprattutto possiamo risolvere il problema, possiamo risolvere un quesito, possiamo dare una risposta a una domanda, e quindi far vedere che noi probabilmente siamo la persona giusta o siamo l'azienda giusta per qualcuno che cerca una soluzione a un quesito, una soluzione, un prodotto, un servizio. Far vedere chi siamo, quali sono i nostri valori, condividere. E siamo alla condivisione. Poi chiaramente, Jasmine, qua assolutamente dobbiamo poi far seguire questo contatto. Il contatto è la comunicazione, quella giusta e più efficace, è human to human, H to H, P2P, person to person, persona a persona, no profilo a profilo. Infatti l'hanno sostituito la P2P, il P di Palermo è stata sostituita dalla H di human, essere umano, perché veniva confuso quel profilo. Io non sto comunicando al profilo, io sto comunicando, vado sul profilo di Jasmine, vedo il profilo di Jasmine, mi faccio un'idea, mi piace come fa, la seguo, vado a vedere che cosa fa, come interagisce, che cosa mi propone, e poi, se mi va, le scrivo pure un messaggio in privato e poi avvio tutti i miei contatti. E poi io dico: senti, ci vediamo, cioè vieni in ufficio da me e ne parliamo, perché probabilmente sei tu la persona giusta. Io vi rendo partecipe di una cosa che mi è stata richiesta per un'azienda che era una startup, che sono nel campo della globalizzazione, quindi campo economia, finanziaria anche, globalizzazione, quindi tutta una serie di servizi per aiutare le aziende locali nell'internazionalizzazione. Io ho detto: bellissimo come progetto, ci fai la comunicazione. Sono andata a vedere qual era il cuoricino era anche un cuoricino molto giusto, il battito era molto positivo perché avevano moltissima energia, ma il loro affrontare la comunicazione era: prendiamo il telefono e iniziamo a chiamare praticamente da Rovigo a Verona, passando per Chioggia, partendo, andando a Belluno, e io ho detto: no, questo forse non, sì, ma non è questo il metodo, secondo noi, che era un metodo da applicare a questa azienda, perché
la nostra esperienza ci dice che quando tu chiami un'azienda a freddo, e questo non è la nostra esperienza, lo dicono anche le statistiche, lo dicono i funnel di appunto il funnel commerciale e il funnel dei social, che tu non puoi trattare un cliente che non è pronto, una persona che non è pronta non ti comprerà mai il tuo servizio, perché non sa chi sei. Una persona, un cliente potenziale non sarà mai un cliente che paga il tuo servizio se non ha fiducia in te, se non ha fiducia nei tuoi servizi. Come fa a dire sì, vieni da me? Se io chiamo in centralino e parlo con la signora e il signore del centralino e chiedo di farmi passare il direttore marketing o il direttore commerciale di un'azienda anche importante, la signora o il signore del centralino mi diranno no, scrivo una mail. E poi quella mail dove finisce? Cioè non è questo il metodo di comunicazione. Dobbiamo prima di tutto far capire chi siamo, che valori abbiamo e come possiamo, che cosa possiamo fare per chi è là fuori. Che cosa facciamo, come lo facciamo, qual è il nostro valore offerto. Rispetto alla concorrenza, come facciamo le nostre cose. E poi facciamo seguire, quando abbiamo suscitato l'interesse, allora sì, che poi facciamo questo feeling, no, per poter proseguire. Bravissima Jasmine, condivido in pieno, seguire un feeling, è proprio, sì, la brand reputation, yes, esatto, qua stiamo alzando l'asticella, esatto, esattamente. È questa reputazione, questo, oltre alla reputation, anche il sentiment, che cosa sento verso questo profilo? Perché io mi alzo la mattina e allegramente seguo Marta Basso e voglio sapere su LinkedIn che cosa pubblica? Perché lei pubblica dei temi, non so se la seguite, se la conoscete, lei pubblica dei temi che sono dei temi molto, anche molto profondi, che spazia a 360 gradi ed è molto pragmatica. Ti dà delle soluzioni, ha un modo di comunicare, ha un modo di proprio un registro linguistico che a me piace tantissimo. Mi piace tantissimo leggere, mi piace, è fluida. Io quando mi hanno chiesto chi potremmo per un evento, chi potremmo chiamare come relatrice, io ho detto lei. Cioè, per me era lei la persona che poteva dare un contributo. Io Marta Basso non la conosco personalmente, la seguo sui social. Ma è proprio questo, quindi brand reputation assolutamente, cioè chi siamo, farci conoscere, assolutamente, awareness, poi alla fine in più ci conoscono e in più ci apprezzano, magari poi anche ci chiamano, no? E poi questo sentiment, che cosa sentono verso il nostro brand, ma anche verso il nostro profilo personale. Anche verso il nostro profilo personale, perché se uno continua a essere negativo, continua a provocare, continua a stare là con così questi profili di haters, no? Che si scatenano nelle communities, è bruttissimo, è veramente brutto. Io vedo sempre una manina alzata qua di c'è Patrizia che aveva alzato la mano. Esatto. Sì, sono io, volevo aggiungere un'esperienza che mi è proprio pratica, che mi è capitata oggi con un colloquio di lavoro online. Oggi? Okay. Esatto, perfetta, calza a pennello, perché io ho risposto semplicemente a un annuncio di Indeed, quindi avevo fatto l'iter di rispondere a un annuncio. E l'agenzia mi ha chiamato e tra l'altro mi ha detto se mi poteva chiamare via WhatsApp, e io pensavo fosse una segretaria, un'impiegata, insomma, invece era la titolare dell'azienda, che mi manda un messaggio chiedendomi che aveva visto il mio profilo, aveva visto il mio curriculum, voleva avere altre notizie aggiuntive. Ecco, io non sono una che frequenta assiduamente i social, nel senso che ho fatto un profilo, ho messo le cose per me più importanti, anche perché faceva parte di una strategia, cioè muovere la curiosità. Quello che tu vuoi sapere di più, me lo chiedi.
Questo era il senso. E quindi praticamente lei mi ha chiamato per 3 motivi fondamentali. Primo, perché ha pensato che mentre leggeva il mio profilo la figura per cui avevo risposto forse era un po' riduttiva, quindi ha pensato a un altro tipo di impiego per la mia competenza. E secondo, perché voleva dare un'immagine, vedere il mio viso rispetto a questa immagine che io avevo creato con le parole, cioè con i contenuti, e vedere se era, diciamo, in linea con quel tipo di cose che ho raccontato. E la terza cosa mi ha detto, e poi mi hai detto che ti occupi di pubblica relazione, volevo sentirti comunicare. Io ho trovato questa cosa, prima volta che mi capita, devo dire, questa cosa così, ma l'ho trovata, ecco, come posso dire, una nuova versione, no? Come abbiamo detto, il social cerca di catturare l'attenzione, e questa che addirittura mi chiede semplicemente con un WhatsApp o con, mi ha detto, Skype, quello che vuoi, insomma, di vedermi, e per mettere sul campo l'impressione che lei, la prima impressione che lei aveva avuto da questa raccolta di informazioni rispetto a quella che era poi l'immagine visiva, come mi presentavo, come raccontavo, e se potevo essere coerente con l'immagine che lei si era fatta di me, diciamo, nella sua... È stata una cosa molto, molto bella, un colloquio di un'ora, interessantissimo, e insieme abbiamo costruito tutta un'altra serie di opzioni che fra l'altro non rientravano per niente in quella cosa che lei aveva richiesto e a cui io avevo risposto. E quindi io, ecco, ho trovato questo nuovo, diciamo, utilizzo molto, molto particolare, molto, molto particolare, che è una... Poi alla fine di tutto questo colloquio ho dimenticato di chiedergli, ho detto, ho mandato un messaggino, scusi, ma io con chi ho parlato? Nel senso, chi era la... Non si è qualificata, mi ha detto da titolare. Là sono rimasta proprio... no, perché... come abbiamo detto prima, se io magari avessi scritto dicendo la mail, vorrei parlare col titolare per chiedere di aggiungere altre cose, non lo so, su quello che avete trovato sul curriculum, in realtà magari questo non mi avrebbe proprio... Invece lei ha proprio preso questa cosa qua. E anche a me per esempio è piaciuto molto un'azienda dove la titolare si mette in campo con la sua faccia di prima persona. Cioè, voglio dire, è stato reciproco anche l'impatto, no? Positivo. Per cui a me è piaciuto molto che questa si sia messa in campo e che mi abbia proprio detto dopo, sì, ero io. Non l'ha detto subito, alla fine ha detto sì, ero io la titolare. Ecco. Questo fatto qui è proprio che si passa, no? Dall'idea che abbiamo e ci facciamo su tutti questi profili, perché noi abbiamo fatto l'ego surfing adesso su Google, uno si fa un'idea, ma poi quell'idea probabilmente non possiamo raccontare tutto e sarebbe infinito. Anche su LinkedIn magari noi ci proponiamo per un settore, ma nell'esperienza, cioè, abbiamo fatto di tutto e di più. Ci sono 1000 esempi, no, di profili su LinkedIn che fanno vedere che magari, non lo so, sono bravissimi a fare una cosa e poi però ne hanno fatte altre 50. Perché? Perché il percorso professionale gli ha fatti fare esperienze anche in altri settori. Questa cosa viene fuori solo dopo, però è forse questo modo, Patrizia, grazie mille per aver condiviso questa esperienza, e speriamo bene che insomma vada tutto bene qua e ci sia un seguito. Si sono fatti un'idea e poi sono passati appunto al pronto, al prima messaggino e poi al pronto. Questa voce poi alla fine: ti volevo sentir comunicare, ho visto chi sei digitalmente, no? Quello che mi fai vedere e quello che comunichi sui tuoi social, e probabilmente, Patrizia, c'è stato una coerenza nei messaggi, c'è stata una coerenza nei vari profili. Adesso io non so se ci sono, se non ci sono, se c'è solo LinkedIn, eccetera, però se c'è solo LinkedIn, una coerenza nei post, una coerenza negli articoli, una coerenza nelle risposte, perché se sono veramente interessata a capire o a proseguire col contatto
fisico poi, perché io ho la voce di Patrizia, voglio la voce di Patrizia, io faccio veramente un settaccio. Esatto, e poi scusami, la cosa era che era comunque una figura di relazione, quindi lei ha sperimentato come io mi relaziono direttamente sul campo con un'altra persona, quindi che poi è il mio campo ottimale, perché io preferisco veramente come dire, avere il confronto diretto piuttosto che usare uno strumento, però era necessario, come abbiamo visto, per catturare l'attenzione, e poi l'ho portata nel mio campo, diciamo, ottimale, dove appunto chiedevo il confronto diretto, e quindi lei mi ha sperimentato proprio sul campo, mi dice ok, io poi ti dovrò mettere là a confronto con queste persone e devo sapere come tu appari, no? Giustissimo. Qua abbiamo un'altra osservazione, Elisabeth, che io non dico questa parola perché qui non le diciamo, però giustamente anche Elio non l'ha detta. Era meglio prima, alzavi il telefono e parlavi con chiunque. Pizza, esatto, bravissimo. Allora, sì, l'84%, indagine di LinkedIn, l'84% dei manager, di chi ricopre un ruolo di management, preferisce, questo è un dato di LinkedIn, preferisce di McKinsey, scusate, su LinkedIn, McKinsey ha rilevato che l'84% di chi ricopre un ruolo di manager nelle aziende preferisce l'approccio via LinkedIn, l'approccio digitale, preferisce prima farsi un'idea, preferisce prima capire chi sono questi qua e poi arrivano e passano al contatto successivo, passano allo step successivo con il contatto, 84%. Preferenza poi che lo facciano o non lo facciano, quindi vero, però queste sono sono delle nuove modalità, diciamo, sono le modalità attuali di avviare contatti e di comunicare. E poi arrivo Team Telecom, rete gas, mutui online e non ti passano più nessuno. Sì, infatti è così. Ecco, ho qui Viviana, che è molto interessante questa osservazione, esatto, noi stiamo spazzando, mi fa molto piacere, se per voi va bene io insomma interagisco, preferisco interagire con voi in questo modo, poi le slide le vediamo comunque. Condivisioni, informazioni private su LinkedIn, private no, nel senso che allora noi su LinkedIn, LinkedIn è la piattaforma dove si misurano i professionisti. Quindi questo è anche il motivo per cui è vietato in via assoluta mettere gattini oppure mettere la foto di noi vestite con il vestito da sposa e preparate per il matrimonio, a meno che non abbiamo un'agenzia che vende vestiti da sposa. Forse in quel caso potrebbe essere anche un'idea. Ma anche no, perché noi dobbiamo farci vedere, dobbiamo lì raccontare il nostro lato professionale. Che professionista siamo? Che professioniste siamo? Il mondo personale può essere un'idea veramente, adesso dico, far vedere quando andate in vacanza e salutate tutti e dite buon relax a tutti quanti, far vedere anche voi, insomma, in riva al mare con i vostri figli e i vostri mariti o le vostre mogli, ma non è il caso, non c'entra. Allora, se non vi occupate, magari, non lo so, proponete servizi di babysitting, allora la vostra esperienza diretta con i vostri figli, ma là diventa professionale. La vostra esperienza
di mamme, perché quello fa curriculum in questo senso, allora funziona. Ma non spendete i vostri figli, allora non siamo la Ferragni ha fondato il suo impero sul 24 ore su 24 con Leo e la Vitto. Sti poveri bambini va benissimo, sono anche divertenti, però cioè, non ha proprio senso. Lei invece ha fondato il suo business su questa cosa qua. Lei li sta vestendo, se avete visto le prime foto, le ha messo la Vitto, come la chiama, alla Vitto ha messo la tutina della sua collezione di Chiara Ferragni con l'occhio e tutto rosa. E non vedeva l'ora, perché Leo non poteva farlo. Cioè, lì è tutta un'altra cosa. Ma LinkedIn, lei non lo fa su LinkedIn. Lei su LinkedIn cosa fa? Lei su LinkedIn ci racconta la sua conferenza a Harvard. Lei su LinkedIn ci racconta che ha fatto un intervento alla Bocconi. Lei su LinkedIn ci può raccontare 1000 altre cose, i numeri della sua società. Quanti collaboratori ha, come sta mandando avanti la sua azienda, ma non racconta. La Vitto e Leo non sono su LinkedIn. Lei per quello lei usa TikTok, ovviamente, perché là fai video e non devi nemmeno sprecarti di scrivere una parola lì sotto, TikTok e Instagram. Su Instagram è veramente 24 ore su 24, lei è attivo più o meno una decina di stories e reels al giorno. Quindi è un continuo, e ovviamente con questo continuo lei pompa l'algoritmo di modo che sia costantemente visibile. Insomma, è una scelta, però no, LinkedIn è e questo va detto, ogni social ha una grammatica, ogni social ha un modo che esige da noi un modo di comunicare. TikTok, se non fate video, non vi fa nemmeno, non vi calcola, e quei video devono essere fatti in un certo modo, devono avere una certa spigliatezza, devono essere lunghi più o meno, devono sottostare a delle regole. Instagram ha un'altra grammatica rispetto a TikTok. Con Instagram posso mixare e Instagram adesso ci dà la possibilità di comunicare con foto, con caroselli, ma ci dà la possibilità di fare i video nelle stories, i video che poi vanno su Instagram, praticamente su Instagram TV restano lì, e poi i Reels, che sono la risposta diretta a TikTok, perché con la migrazione tutte le persone sono andate a fare i video veloci su TikTok, allora Instagram ha detto no, aspetta che li tiriamo indietro, li riportiamo sulla nostra piattaforma, vogliamo che restino lì, ma nel frattempo hanno iniziato anche ad interagire, quindi i Reels di TikTok possono essere pubblicati anche su Instagram. Quindi è molto fluido, è molto fluido. Una tipologia di video come quello di TikTok su Facebook, le persone non hanno la testa per poter seguire quella tipologia di video, perché sono video troppo veloci, sono video troppo fatto per TikTok. Quindi ogni piattaforma ha le proprie regole e seguiamole, e LinkedIn non è il posto per condividere informazioni private di questo tipo. Cioè il compleanno dei vostri figli su LinkedIn non ci stanno. Io non sto dicendo non fate trapelare la vostra persona o la vostra personalità, questo no. Comunicate, ma comunicate la parte professionale della vostra vita, non il lato privato. Ci sono altre piattaforme dove si può fare. Il profilo privato Facebook, per esempio, quello ve lo permette bene. Se volete, ho mangiato le noccioline. Facebook va bene.
Instagram, le storie su Instagram, sto mangiando le noccioline in riva al mare, va benissimo. Questo no su LinkedIn. Spero di aver risposto, Viviana, alla domanda. Ok, allora proviamo ad andare un attimo avanti qua con... vediamo... Ok, dopo rispondiamo. Qui siamo quindi a questo mix, no? Che è stato definito nella letteratura recente come, cioè, questo approccio fisico-digitale, sempre poco fisico, tanto digitale, che si sta integrando bene, perché come abbiamo visto anche con Patrizia prima, c'è questa cosa, no, che dal digitale si passa al fisico, dal fisico essere nostro fisico si passa al digitale, poi il contatto diventa di nuovo fisico. Hanno coniato queste parole di digico, che è un approccio o fisitale o figicale o disitale o figitale, cioè insomma la qualunque, non importa, ma questo per dire che insomma è anche abbastanza divertente, questo fisico digitale, approccio fisico verso digitale, digitale verso fisico. Ecco, questo dobbiamo tener conto che questa cosa c'è. Ok, allora questo l'abbiamo capito. Stiamo parlando quindi del brand, cioè noi quando comunichiamo online siamo dei personaggi pubblici, cioè dobbiamo capire come muoverci, dobbiamo capire come muoverci con i nostri profili, ok? Abbiamo quindi, partiamo un attimo col vedere noi come se fossimo un brand, come se fossimo un marchio, ok? Abbiamo una funzione identificativa e una funzione relazionale, esattamente come i brand. Noi abbiamo un nome, siamo un simbolo, cioè ci vedono perché abbiamo un tratto fisico, cioè le persone ci vedono. Questo ovviamente, se avete da comunicare un brand, questo funziona senza passaggi ulteriori, ma se lo pensiamo un attimo per la nostra persona, ok? La definizione che dà l'American Marketing Association è un nome, un termine, un segno, un simbolo, un disegno, una combinazione di tutti questi che mira a identificare i beni o i servizi di un venditore, a differenziarli da quelli dei concorrenti. Se noi prendiamo questa definizione e la trasportiamo un attimo su di noi, allora cosa viene fuori? Cioè noi siamo unici. Parto dritta con il monologo di Drusilla Foer l'altro giorno a Sanremo. Siamo unici, unicità. Unici, siamo delle persone, siamo uniche. Non esiste qualcun altro uguale a noi, ok? Quindi comunichiamo con il nostro stile, comunichiamo con i nostri valori, comunichiamo con la nostra testa, comunichiamo con il nostro linguaggio. Siamo noi stessi quando comunichiamo e mettiamoci in relazione, perché un brand, ma anche noi come persone, abbiamo una funzione relazionale quando postiamo. Noi formuliamo, è come se formulassimo una promessa. Non è che io continuo a cambiare idea. Non è che io oggi sono pro, domani sono contro, oggi sono così, domani sono così. Mantengo una linea. Sono fedele ai miei valori. E questa fedeltà e questa coerenza premia quando noi comunichiamo. Premia quando noi siamo lì a fare i nostri post, perché parla di noi, perché parla di chi siamo, perché parla della nostra persona. I marchi, se comunicano e lanciano dei messaggi, loro promettono ai loro clienti, no, di dargli una mano, di risolvere un loro problema, sempre partendo da questa domanda: cosa posso fare per te?
come posso esserti utile. Io non posso oggi cercare di risolvere il tuo problema e domani mi tiro indietro e te ne creo un altro. Se io comunico come brand, faccio, non so, le peduline per la montagna e non ti vengono le vesciche, cioè questa è una promessa. Io non posso avere poi l'idea che i miei clienti vadano in vetta, sono a 2000 metri con le vesciche. Non esiste, perché la mia tecnologia, io ho scelto, questa è la promessa e questa la mantengo. E se anche ci sono dei problemi, io cerco comunque di esserci, io come brand cerco comunque di esserci. Alla fine, se ci sono stati problemi, ti prometto che ci sarò. Ti prometto che ci sono. Perché c'è stato il problema? Cosa è successo? Magari i calzini erano troppo grossi o non adatti, o non ti sei messo i calzini, e allora capiamoci. Oppure c'è stato un problema con la mia scarpa. Ok? Ma sono promesse, io come brand, ma anche tu, ma anch'io come persona, come profilo privato. Ok? Io decido, proprio basandomi su questa funzione identificativa, no, sono così, dico che sono così, anche i miei valori sono così e ciò che comunico è così. Quindi, qui abbiamo, quando comunichiamo, una visual identity, cioè ciò che vediamo in superficie di noi, magari la visual è le foto, il fotoprofilo, le foto che pubblichiamo, i video che pubblichiamo, la modalità. Certe persone scelgono continuamente dei filtri, altre vanno col no filter. Ci sono persone che ci fanno vedere tutto, altre persone sono molto molto più riservate, ok? Dall'altra parte c'è la verbal identity, quindi l'identità verbale, il tono di voce, il tono, un registro linguistico che uso. Nei brand è molto evidente, se io per esempio ho il registro linguistico che usano le assicurazioni, sappiamo che quelli sono sempre molto pacati, sono sempre molto seri, sono sempre anche molto calvi, perché? Perché nella loro promessa intrinseca che loro, poi magari non è vero per niente, succede di ogni, però nel loro modo di comunicare sono molto molto seri e anche molto molto formali. Stonerebbe un po' se loro arrivassero, uela, ciao bella gente, vediamo un attimo. Non lo so se io ho voglia di assicurarmi o di, non so, mettere in una banca tutti i miei soldi, che comunica, una banca che comunica in questo modo. Dipende. Magari se questa banca si rivolgesse a un pubblico molto giovane, chiaro che quel formalismo, quella pacatezza, quella cosa lontana dal loro pubblico, quello torna indietro come un boomerang, perché non parla alle persone. La banca non parla al suo target. Dobbiamo trovare quella chiave di comunicazione nello storytelling, quando raccontiamo di noi. E qual è la chiave? È il fattore umano, è il capire che dall'altra parte ci sono degli esseri umani che vogliono sentire una voce umana, che le persone non vogliono più comunicare. Se adesso facciamo un passaggio a livello aziendale, le persone non vogliono più comunicare con i loghi. Le persone vogliono comunicare, hanno l'esigenza di comunicare con gli esseri umani, con le persone. Le community perché vanno così forti? Le community sono i gruppi su Facebook dove ci si confronta, dove si parla, dove tutti intervengono e possono intervenire su vari temi. Perché vanno così forti? Perché lì c'è un confronto, chiaramente usando il mezzo digitale, questo è uno di questi approcci, no? Fisico-digitale, dove però il fattore umano c'è. Quindi anche quando mettiamo in piedi una nostra strategia di comunicazione, teniamo sempre presente il fattore umano, sempre. Quindi
Posso fare una domanda, scusa? Patrizia, certo. Perché mi è venuto in mente, perché io ti volevo chiedere cosa ne pensavi. L'altra sera hanno fatto un servizio su una bancaria che praticamente è stata licenziata dalla banca perché lei ha cominciato a postare delle sue immagini, video un po' osè. E quindi in questo contesto lei si pensava, cioè diceva di essere stata un po' penalizzata perché il suo privato non deve mettere in discussione la sua professionalità. Ecco, questo mi è venuto in mente quando hai parlato della banca. È vero che il nostro privato non deve influenzare, cioè l'immagine che l'azienda vuole trasmettere? Questo è un tema molto molto caldo, perché quando abbiamo detto che diventiamo tutti un po' personaggi pubblici, dal momento che un reparto di risorse umane, quando mandiamo via un curriculum, va a setacciare tutti i nostri profili, tutto ciò che c'è. Loro fanno l'ego surfing e lo fanno alla grande. Non vale più il fatto di dire le foto osè o non osè. Io mio marito per esempio lavora in banca e loro hanno una, lo so, hanno una diciamo un'etichetta, chiamiamolo così. Hanno delle regole comportamentali che insomma in certi casi sono anche un po' datati, perché dovrebbero, insomma, secondo me, no? Quando si dice no, quello che sta allo sportello deve avere per forza la cravatta con il nodo fatto in questo modo, anche no, forse. Però non solo. Cioè, adesso se si parla di profili, cioè, io sono sempre sono d'accordo sul fatto che il profilo privato, se io voglio postare foto osè, non dovrebbero essere viste. Tu puoi pubblicare quello che vuoi, ma non dovrebbero essere viste o visibili a tutti. Lì si restringe semplicemente il campo, lo faccio vedere ai miei migliori amici, ai miei parenti, a chi voglio io, ma non li farei vedere a tutti. Fino ad arrivare al licenziamento, Patrizia. Esatto, è stata licenziata anche perché lei guadagnava dalla vendita online di questi video, di questi... lei l'ha considerato un secondo lavoro, la banca l'ha considerato... Allora non è stata, no, allora non è stata licenziata per quello. Non credo sia stata licenziata perché per vendere online devi avere una partita IVA. Se la signora si è fatta una partita IVA, probabilmente questo effettivamente la banca l'ha visto come un secondo lavoro. Ma loro nella motivazione hanno giustificato del fatto che andava a compromettere l'etica professionale. L'etica della banca. Esatto, quindi loro l'hanno detta così, poi non lo so se c'erano altre cose. E quindi secondo me, però ecco, quello che stavo scrivendo era comunque deve essere specificato nel contratto, cioè tu devi prendere un contratto, leggerlo e controfirmarlo, dire sì, sono d'accordo, accetto queste limitazioni. Sì, vabbè, certo. Poi è un'etichetta che mette online, a contratto il datore di lavoro. Ma questa etichetta voi la potete per esempio anche mettere, domani lo vediamo come si fa, sono le netiquette. Le netiquette è l'etichetta del comportamento online, come ci si comporta online. Questo per esempio è un gruppo dove non usiamo le parolacce, dove non ci insultiamo, dove usiamo solo certe parole e non andiamo oltre, cioè sottoscriviamo tutti quanti una policy, eccola qua, Manuela, esattamente, è una policy di comportamento.
E queste netiquette sono la policy aziendale da un lato, da noi ci si veste così, da noi tutti quanti portano una divisa. Se tu lavori in un albergo, la divisa prevede un fiocco rosso in testa, tesoro mio, cioè quello è. Purtroppo lì non ti piace il fiocco rosso, non hai scelta. Ma puoi cercare di convincere qualcuno della direzione, forse converrebbe, però non hai scelta se questa è la policy. Noi tutti ci mettiamo il fiocco rosso in testa. Il Boscolo Group, quando all'inizio avevano aperto un albergo a Rimini, fatto da, credo, Simone Micheli, dall'architetto Simone Micheli, e loro non volevano mettere il tag col nome al personale. Non volevano, però volevano veicolare cioè far vedere che quindi era del personale. Volevano veicolare però in modo veramente molto incisivo i colori se non mi ricordo che era, mi sembra fosse un verde mela, i colori dell'albergo. Hanno messo a contratto che tutti dovevano mettersi degli occhiali, cioè hanno messo a disposizione a tutto il personale degli occhiali abbastanza invadenti, grandi, ok? Perché effettivamente quello è uno strumento molto, molto visivo, no? Occhiali abbastanza grandi, abbastanza visibili, verde mela per tutti, graduati per quelli che avevano bisogno degli occhiali, neutri per chi vedeva molto bene, perché si portavano 8 ore al giorno, si portavano questi occhiali. Non ti piace? Marketing, comunicazione, non si può fare niente. Policy aziendale, esattamente. Bravissima Manuela, così, proprio così. Ok, poi io non guardo la chat perché sennò perdiamo ulteriore tempo. Comunque no, ci sono altre cose in chat adesso. Sì, questo è assolutamente la cosa. Sì, questo caso forse andrebbe un po' studiato, andrebbe un po' indagato. Le foto per me non ci stanno mai. Cioè, io ho una figlia di 15 anni e comunque continuo a dirle: guarda che le cose che tu pubblichi adesso probabilmente saranno visibili anche fra 10 anni e probabilmente fra 10 anni qualcuno andrà a vedere che video hai postato quando avevi 15 anni. Cioè si trovano, ci sono e non si perdono. Non puoi, una volta che sono stati liberati nel web, non abbiamo nessuna possibilità di tornare indietro, se non abbiamo veramente tantissimo tempo e tantissimi soldi anche da investire per far togliere certe cose. Però dobbiamo essere coscienti e consapevoli di questo fatto, non si torna indietro. Una volta un contenuto è liberato, quello è liberato. Posso cogliere questa occasione per ricordare, se non avete visto, che il 21 e 22 di febbraio ci sarà un prossimo webinar proprio sulla digital privacy. Interverrà Laura Zammataro, e merita di essere ascoltato perché questo punto è un punto da cui parte un mondo, quindi grazie Elisabeth di esserti anche tu spesa su questo dal tuo punto di vista, ma è veramente un ambito. Quindi se volete piacere, dopo vi mandiamo anche il link, insomma, del prossimo evento. Sì. Beh, se posso, guarda, se ho un attimo te lo giro anche a te. Sì, mi iscrivo perché sono temi che toccano veramente tutti. Cioè, Le foto, le informazioni è veramente, sì, ecco, è molto molto delicato. Posso fare una domanda anch'io invece su questo fronte? Sempre mi piace molto quando parli, ci rivolgiamo a degli esseri umani e non siamo un logo, siamo una voce di una persona. A tuo avviso, non so, o è irrilevante, è più consigliabile dare del tu
o del voi? Cioè parlo a una pluralità di persone o parlo alla persona che legge? Allora, io mi sento più, se penso a te che mi scrivi, no? Io mi imbatto nel tuo profilo, vedo, se tu parli a me e mi dai del tu, io mi sento più coinvolta. Poi c'è un secondo giro che è la call to action, perché i libri dicono alla fine di ogni post noi dovremmo ottenere un'azione da parte di chi ci legge, no? Clicca qui, vai di là, seguimi sull'altro profilo, vai a vedere la homepage, iscriviti alla newsletter, insomma un sacco di cose da fare, ok? Chiamami, mandami un messaggio, chiamami su WhatsApp, eccetera. Tutta una serie di cose, perché tutti vogliono qualcosa da noi, ovviamente. Se io vi do del voi nel mio post, alla fine giù cosa scrivo? Cliccate qua. Mi coinvolgi se dici cliccate qua? Ma forse mi coinvolgi meno. Iscrivetevi alla newsletter piuttosto che iscriviti alla newsletter. Tutta la chiave è qua, nel senso che il post sopra, no? È sempre un'apertura a qualcosa. È brutto così, però anche nello storytelling più bello, alla fin fine, no? Dall'altra parte vogliono qualcosa da noi, anche solo la condivisione. Seguimi sulla mia pagina per più informazioni. Continua a seguirmi. Se io do del voi, si perde. Non so se ho risposto, poi è una decisione, sai, del brand proprio, perché alla fin fine io devo definire quel brand, devo definire chi sono, devo definire qual è la mia essenza, qual è il mio nucleo, devo definire dove mi muovo, devo definire, io ho preparato una slide per voi, che adesso vi faccio vedere perché è proprio perfetta, grazie Caterina. Questa è, cioè io definisco la mia essenza e vado a questi cerchi, no? Ho l'identità allargata, questo contesto in cui mi muovo, di chi mi circondo, di chi sono gli altri che sono nel mio cerchio, l'identità centrale che mi differenzia, io sono diversa, io faccio le cose in modo diverso, io vedo le cose in modo diverso, ma le vedo a modo mio. E poi l'essenza, qual è quel forte driver, qual è il motore, qual è quella cosa che mi fa alzare la mattina, mi fa fare un salto di gioia e dire sì, yes, mi piace. Questi sono i temi che mi piacciono, questi sono i temi che mi muovono. Queste sono le cose, le promesse che posso fare ai miei clienti in caso di un marchio. Queste sono le promesse ai miei clienti. Questo è il valore aggiunto. Questo è il valore che mi fa marciare. Questo è per cui vive la mia azienda. I brands with a heart, questo payoff che noi abbiamo fatto, i marchi con il cuore. Questo è quel nucleo che i brands, siamo nel contesto di agenzie che creano, comunque che fanno branding, che fanno comunicazione, ci differenzia, noi ci differenziamo perché le facciamo come? Con il cuore. Sentiamo il feedback di solito, cioè che ci arriva dai nostri clienti ormai da anni, è proprio vi differenziate nell'approccio. Non vuole essere adesso questa sera qua un roadshow di pubblicità per la mia azienda perché non c'entra proprio niente, però è per farvi un esempio. No, Barilla è casa, quella è un altro, cioè si differenziano. La Voiello è tutta un'altra storia. La De Cecco comunica con tutta un'altra cosa. Barilla è casa perché ci ricordiamo, perché è questo driver che ci coinvolge tutti quanti in modo emotivo.
cioè tocca delle corde che ci coinvolge. Quindi come regola, prima di pensare alla comunicazione, pensiamo alla nostra identità. Chi siamo? Cosa facciamo? Come lo facciamo e perché lo facciamo? Perché alla fine siamo personaggi pubblici. No brand, no party. Ho fatto un po' un gioco con il povero George Clooney. No brand, no party. Se noi non sappiamo chi siamo, non possiamo comunicare o non comunichiamo in modo corretto. Perché? Perché l'obiettivo finale di ogni comunicazione è creare relazioni. Non l'ho messo, cioè l'ho messo di valore perché è intrinseco. La relazione, se non è di valore, non è una relazione per me. Creare relazioni di valore che portano a una crescita di tutti i partecipanti alla community. Community inteso come quella piattaforma nella quale si comunica. LinkedIn, come prima abbiamo visto appunto la richiesta, comunichiamo alla nostra community di LinkedIn, perché poi diventa una community. Anche i nostri affari privati, ma forse no. Ma portano a una crescita. Partiamo sempre da questa idea di cosa posso fare per te, come posso risolvere i tuoi problemi. Se faccio un post, la domanda che mi devo porre è: a chi è utile questo post? Mangio le noccioline a colazione? Molto utile, fantasticamente utile. Perché? Forse sì, perché se spiego sotto perché mangio le noccioline a colazione, allora forse diventa utile a qualcuno. Io non posso mangiare il burro e non posso mangiare il latte, sono allergica al glutine, mi rimangono le noccioline, che magari poi interagisce qualcuno con me e mi dice: guarda che c'è il pane senza glutine, puoi mangiare anche il formaggio senza lattosio. Cioè, a chi è utile la mia comunicazione? Chi fa crescere la mia comunicazione? I post tanto per fare post, i post tanto per riempire i buchi nel nostro calendario editoriale, che è quel calendario, non so se qualcuno di voi lo sta usando per magari in azienda o magari per i profili personali no. Il calendario editoriale è quello strumento che si usa per avere una continuità di comunicazione, dove si dice: io faccio 3 post alla settimana, il primo, il 1 marzo, il 3 marzo e il 5 marzo, ecco, e scrivo cosa pubblico questo argomento e scrivo questo copy e metto questa foto. Questo è un calendario editoriale dove appunto metto dentro i miei contenuti, ok? Ma se faccio i post solo per riempire quei buchi là e dire no, a chi è utile questo mio contenuto? A chi risolve un problema? Cosa dovrebbero fare con questo contenuto? Chi mi legge cosa deve fare? Mi deve chiamare perché poi ulteriormente essere utile. Human to human, giustamente Caterina, human to human, questo approccio non stiamo parlando tanto per parlare, non è quel pour parler, no? A cosa serve la mia comunicazione? Patrizia? Ok, ha tolto la manina? No, ho visto male io forse. Aveva messo un commento che per rinforzare questo... ok, perché ho visto solo la mano quando ho la condivisione. Avevo tenuto... non vedo.
Ecco, tra l'altro mancano 10 minuti, sai Elisabeth, volevo Ecco, aiutarti anche esatto. col E tempo. io appunto vorrei adesso concludere e sapere la vostra su questo. Siamo dei neopatentati alla guida di una Ferrari. Questa l'ha detto Veragheno di Parole Ostili. Parole Ostili è un movimento che guarderemo domani in modo approfondito, che ci aiuta a comunicare, ma ci aiuta soprattutto a fare un po' di chiarezza su che cosa possono fare le parole se sono usate in modo corretto e cosa possono fare le parole se non sono usate in modo corretto. Quindi Veragheno è una appunto delle cofondatrici di Parole Ostili e lei, oltre appunto a dire siamo dei neopatentati alla guida di una Ferrari, con Parole Ostili parla di questi temi. La lingua ci rende umani. La lingua è un nostro atto di identità. Ecco per cui abbiamo detto cerchiamo in primis di capire qual è la nostra identità, come siamo fatti, cosa vogliamo veramente comunicare. C'è veramente bisogno di qualcun altro che si lamenti continuamente su qualunque fatto o è meglio essere un po' più costruttivi, un po' più umani? La lingua è un nostro atto di identità. Quando uso certe parole, scusate qua ho fatto, queste sono citazioni, ma se io uso termini come negro, nero, persona di colore, questo è un atto di identità, cioè mi identifica. Se dico finocchio, gay, omosessuale, tutta una serie di altre cose, senza offesa ovviamente qua, ma cioè, mi identifica. Questo identifica in primis me. Ogni volta che apro bocca o scrivo, parlo di me e di chi voglio essere, perché io divento le mie parole. Perché? Perché le parole devono essere un atto consapevole. Siamo quello che, e questa è una delle mie preferite, siamo quello che scegliamo di dire o di non dire. Anche i silenzi parlano. Ok? Quindi il web è popolato da persone. Occhio. Quindi quando parliamo nel web, parliamo alle persone. Ok? Io vi lascerei, concluderei con questa lezione, con questa slide la proiezione e Elio, spammiamo. Sì. Magari, sì, sì. Sì, sarebbe tanto bisogno, ci sarebbe tantissimo bisogno. Io non so perché non facciano un po' di lezioni di parole ostili, non lo so, però. Oh, illuminato, non so. Se avete, mancano 5 minuti alla fine, se volete condividere qualcosa, qualche osservazione, qualche condivisione in merito a ciò che ci siamo detti, prego, aprite i microfoni e andate. Siamo qua. Per quanto riguarda appunto domani andremo a vedere le parole ostili e la netiquette, come si costruisce una netiquette, che cos'è, come si costruisce proprio per limitare i boomerang che possono tornare indietro. Vediamo. Sta arrivando qualcosa qua? C'è davvero un... No, Elio dice siamo quello che Elio, siamo. ecco. Rischio di essere autoreferenziale?
Io questo non lo credo se parto da questo human to human. La conversazione con un amico non è mai io, ma la comunicazione con un amico è tanto ascolto anche. Se noi ci immaginiamo di essere seduti al bar o a casa a pranzo, a cena, così stravaccati anche sul divani o fuori in riva al mare con i nostri amici, non è autoreferenziale, è anche il piacere di ascoltare. Quindi il piacere proprio di sentire la voce delle altre persone. Quindi credo che sì, certo, se partiamo dal fatto che mi devo solo sempre raccontare io, perché racconto solo il fatto di come sono io e la mia opinione conta, io sono importante e ruota tutto intorno al mio io, al mio ego, allora sì, certo. Ma se appunto capovolgo un po' questo paradigma e inizio a dire cosa posso fare per te e inizio il mio storytelling in questa ottica, allora forse l'autoreferenzialità si svanisce quasi da sola. Perché? Perché noi mettiamo al di là del... Io ora non ho visto nessuno di voi, ma ho sentito tantissimo la vostra presenza. Io vedo dei nomi e delle caselline con dei nomi scritti, per il resto è nero e vedo Caterina, e mi fa molto piacere, però io sento la vostra presenza, quindi figuriamoci se non sentiamo e domani vediamo, perché Parole Ostili ha fatto delle indagini pazzesche su questo fatto qua, di chi è dall'altra parte, di come respira al di là del monitor. Quindi questo è senz'altro un grandissimo tema quando noi iniziamo a fare la nostra strategia di comunicazione. Le aziende perché hanno iniziato così tanto a costruire queste community, a costruire queste piattaforme, questi ambienti dove le persone possono parlare dell'azienda in questo caso, perché sanno il valore umano, perché sanno quanto è importante, perché come abbiamo visto nella prima slide, le persone si fidano delle persone, dell'opinione delle persone. Se uno ti dice, mamma mia, con quelle scarpe della Nike ho fatto 300 chilometri non so, di running e mi sono sempre trovato, ho sempre volato, 300 chilometri ha fatto, benissimo, forse vado a vedere un attimo, anche se sono tanto care, però lo dice uno, lo dice l'altro, lo dicono in tre, provo a vedere. Quindi queste community hanno un fortissimo valore, certo umano, perché si scambiano poi anche, ma sono esseri umani che si scambiano le opinioni, non è l'azienda. È un terzo che scrive bene. O vediamo, è un percorso da fare insieme. L'attenzione verso l'aspetto umano è fondamentale nelle relazioni anche digitali. Sì. Sì, Manuela, sono perfettamente d'accordo. È un percorso da fare insieme, ascoltando sia dove potrai portare il tuo interlocutore, perché esiste il presupposto che se la persona riesce a percepire il giusto messaggio, probabilmente era ciò che cercava. Credo nell'ascolto e nella condivisione, sì, Jasmine, sì. Oggi mi è stato chiesto anche cosa hanno detto di te i tuoi ex datori di lavoro. Per fortuna che avevo delle lettere referenziali, quindi come nell'acquisto dei prodotti. Certo, è il tuo TripAdvisor praticamente. Quindi raccoglietele. Sì, le opinioni di chi ha già lavorato in LinkedIn, quando vi mettono... grazie Valentina. Ci vediamo domani. Quando appunto vi danno la possibilità di raccogliere le opinioni dei vostri ex colleghi su LinkedIn e di avere tutto questa sezione di feedback, no, su LinkedIn, è molto importante.
ed è un po' questo tema qua. Cosa dicono di me? Non io dico che sono brava, ma chi ha lavorato con me dice era un'ottima collega, è una persona preparata, è una gran professionista, e suona in modo completamente diverso. Invece se io dico sono bravissima, Elio sia autoreferenziale, ma è meglio far parlare gli altri e vedere che opinione c'è nei miei confronti. Ecco qua. Bene, che ore sono? Abbiamo fatto le 8 spaccate in questo momento, direi che è un ottimo, ottimo traguardo, veramente. Ecco, e quindi io ti ringrazio Elisabeth, ringrazio anche tutti i partecipanti che Grazie a sono tutti. stati partecipi calorosi come Bravissimi, è stato veramente un piacere lavorare con voi stasera, perché quando si lavora molto, molto bene quando ci sono temi proprio che ci riguardano, e io credo, come ha scritto Jasmine, molto nella condivisione, anch'io, e quella è forse la base di tutte le strategie, di tutte le strategie efficaci, quindi grazie mille veramente a tutti. Bene, allora domani sera. Ci vediamo domani. Una buona serata a tutti. A tutti. Ciao. Grazie, arrivederci. Arrivederci.